so- sono, sono lieto di porgere il saluto in questa serata. Sono lieto di porgere il saluto in questa serata di studio dedicata alla grande scrittrice Grazia Deledda. Nella celebrazione del centenario per il conferimento del premio Nobel, anche la nostra facoltà, assieme all'associazione Sor Giuseppina Nicoli, ha voluto unirsi alle tante manifestazioni che soprattutto in Sardegna si sono svolte. L'incontro sarà trasmesso sul canale YouTube della facoltà. Siamo particolarmente grati a quanti sono presenti al nostro incontro, al gran cancelliere, presidente della Conferenza Episcopale Sarda, Monsignor Antonello Mura, ai docenti, agli studenti, agli amici della facoltà teologica e particolarmente agli illustri relatori che intervengono per l'approfondimento del rapporto tra fede e letteratura in Grazia Deledda. Grazie. Ringraziamo Monsignor Ligas per questo saluto di benvenuto, grazie a tutti voi per essere qui. Questa sera la facoltà propone un tema che credo che ci conquisterà, almeno queste sono le intenzioni, perché di Grazia Deledda se ne parla tanto, ma abbiamo voluto mettere insieme la letteratura e la fede, cosa che non sempre capita anche quando si parla di Grazia Deledda. Prima di presentare i relatori e anche tutto ciò che ci accompagnerà come tema, ricordo 2 o 3 passaggi di Grazia Deledda che faranno da sfondo a tutto quello che diremo, perché qualche volta anche ricordare qualche passaggio di vita aiuta a comprendere la vita che poi ha dato origine alle opere. Grazia Deledda nasce a Nuoro nel 1871, quarta di 7 figli. Ha studiato a Nuoro alle elementari fino alla quarta, poi grazie alla sua famiglia inizia a studiare l'italiano in privato. A 17 anni scrive già in una rivista romana chiamata L'Ultima Moda e pubblica un racconto dal titolo Sangue sardo, dove parla di amori passionali e fatali. Trasferitasi a Cagliari, è qui in città che conosce il suo futuro marito, Palmiro Madesani, che sposa nel 1890, trasferendosi poi entrambi a Roma, dove inizia la sua grande attenzione alla letteratura e soprattutto attenzionata è lei stessa grande cultrice. Come sapete è la prima e unica donna a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1926. Interessante la motivazione. Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Muore il 15 agosto 1936, muore a Roma, inizialmente sepolta al Verano e poi dal 59 è sepolta a Nuoro, nella chiesetta della Solitudine, luogo che lei amò molto e di cui parlò spesso anche con malinconia. Tra l'altro, qualche mese prima di morire, scrisse proprio l'ultimo romanzo, La Chiesa della Solitudine. Noi abbiamo scelto questo tema, fede e letteratura, il caso Grazia Deledda. Già
esprimerci con una parola come questa, caso. Perché il caso? Perché ci chiederemo anche stasera quale posto occupa la Deledda nella letteratura. E vuol dire che è un po' inafferrabile e un po' difficile da collocare, anche nel rapporto con la fede. E qui cito un'espressione di Barsotti, Dino Barsotti, che parlando di Leopardi scrive qualcosa che può andare bene anche alla Deledda, ed è stato citato poi dirò da Don Salvatore. Quanto è stato prodotto dalla cultura profana nelle sue radici è profondamente cristiano, perché o parla implicitamente di Cristo o ne esprime il desiderio inconscio. I relatori. Alla mia destra, e saluto per prima Neria De Giovanni, dottoressa Neria De Giovanni, algheresi, ha scritto tantissimo su Grazia Deledda. Prima facevamo i conti e mi pare che siamo arrivati a 18 volumi. L'ultimo è proprio questo che ho qui davanti, Religiosità, fatalismo e magia in Grazia Deledda. Don Salvatore Bulla alla mia sinistra, e lo abbiamo qui anche perché ha fatto un bel e voluminoso studio dal titolo Prospettive del religioso per una rilettura critica di Grazia Deledda. Ne parleremo spesso, lo facciamo anche vedere questo così, eccolo qui, si trova anche fuori, no? Eccolo qui. E poi professor Matteo Vinti, docente di teologia dogmatica nella nostra facoltà, però anche ha il dottorato in letteratura comparata a Cagliari e in teologia a Friburgo. E si è occupato di molti studi di letteratura, tra cui ha studiato Dante Alighieri, Raimondo Lullo e Anselmo d'Aosta. Lo ricordiamo anche per qualche studio fatto, uno è questo, Le penne di Dio, che è un volume, un cammino di fede attraverso la letteratura. E poi anche per un altro studio che è stato pubblicato alla facoltà, Santità e salvezza nella letteratura medievale. Ecco, questi sono lo scenario, i relatori che saranno coinvolti nel nostro dialogo. Però, prima di tutto, chiedo proprio a Matteo, professor Matteo Vinti, di spiegarci perché la scelta di occuparsi in questa facoltà di un tema come quello che le abbiamo dato, letteratura e fede, e perché è importante farlo. Buonasera a tutti. Grazie eccellenza. Chi scrive è un uomo. Quando c'è uno scrittore, lo scrittore non è semplicemente un tecnico della scrittura, per quanto possa a volte scrivere in maniera, come dire, mettendosi una maschera. Ma quando uno scrive, in realtà è sempre se stesso. Per quanto ci sia una differenza, è importante anche fare una differenza tra l'umanità dello scrittore e poi l'autore del testo. Questa è una differenza che si fa quando si fa letteratura. Cioè una cosa è Alessandro Manzoni come persona biografica, una cosa è l'autore dei Promessi Sposi, che non necessariamente coincidono. Ma quando uno scrive è comunque sempre una persona a tutto tondo. E in ogni caso questo vale soprattutto per Grazia Deledda. Nel senso che questo vale per chiunque sia formato da determinate convinzioni. In questo caso la convinzione che uno ha è la fede. Se uno ha la fede, allora scrive
perché la fede fa corpo con la sua vita, nella misura in cui crede. Mi sto spiegando, no? Cioè, tu non puoi nascondere quello che credi quando scrivi. Puoi far finta, puoi cercare di mimetizzarlo, ma alla fin fine emerge che cosa ti preoccupa davvero, che cosa ciò in cui credi davvero. Ecco, fare un convegno su fede e letteratura significa questo. Significa mostrare come la fede informa la vita, crea delle personalità e come queste personalità poi si esprimono anche naturalmente nel momento in cui prendono la penna in mano, battono su una tastiera e allora scrivono qualcosa. Esprimeranno ciò che gli interessa davvero e quindi esprimeranno anche, se nella misura in cui credono, esprimeranno la fede. Ascoltare Grazia Deledda, come sentiremo dagli altri relatori che sono molto più esperti di me su questa grande scrittrice, Grazia Deledda scrive a partire da tutta la sua umanità e quindi anche a partire dalla sua fede. C'è un'altra cosa interessante per una facoltà teologica, della seconda. Uno scrittore esprime non soltanto la sua fede personale, soggettiva, il suo sentimento di fede, ma esprime anche dei contenuti di fede. Questi contenuti di fede sono anche una testimonianza per la teologia, nel senso che vi sarà, sono abbastanza convinto che molti di voi siano degli insegnanti, o perlomeno lo siano stati, giusto? Mi sbaglio? Molti sono stati insegnanti. Scommetto che chi è stato insegnante ha scoperto una cosa, che durante la lezione ha detto certe cose e poi i suoi alunni, coloro che hanno ascoltato le sue lezioni, ne hanno recepito altre o le hanno recepite soltanto in parte, hanno modificato quello che hanno ascoltato a lezione. Nel senso che il professore o un insegnante non è un postino e gli studenti non sono una buca delle lettere, per cui uno deve semplicemente consegnare una cosa e l'altro la recepisce tutta imbustata tale quale gli è stata recapitata. Ecco, questo succede anche per la fede. Quando c'è una trasmissione della fede, ammettiamo il parroco di Grazia Deledda che insegna il catechismo alla piccolissima Grazia. Grazia non è che ha imparato soltanto il catechismo perché il suo parroco gli ha detto certe cose, ma quella testimonianza di fede, quell'annuncio di fede che gli è stato fatto, è stato recepito in una determinata maniera, mediato dalla società del suo tempo e dalla sua stessa personalità. Ecco, per noi la letteratura è importante perché ci mostra come la fede venga accolta e venga recepita da degli autori. Chi fa poi il teologo deve starci molto attento, perché non è vero che la fede è testimoniata soltanto dagli scritti di un papa, da un'enciclica, da un concilio, da una lettera pastorale di un vescovo. La fede è testimoniata dalla gente, dalle persone comuni, che la ascoltano, la accolgono, la testimoniano, la trasmettono. E direi che per ora io mi posso fermare perché abbiamo dei relatori più esperti di me in Grazia Deledda e sono molto desideroso io di ascoltarli. Abbiamo scelto come metodo, più che fare relazioni e interventi, anche un dialogo snello con domande veloci, con risposte brevi, anche per approfondire da più punti di vista questa personalità di Grazia Deledda, la sua fede e il campo nel quale ha operato, in modo da convincervi a leggerla, perché non deve finire qui, se no non aiuterebbe nessuno. Io parto un po' dalla personalità di Grazia Deledda, perché si è scritto molto su di lei e anche sulla difficoltà a volte ad approcciarsi nella conoscenza. Molti l'hanno definita una personalità molto complessa e allo stesso tempo affascinante, poco sorridente in chi non la conosceva però, e poco disposta a parlare in chi non la conosceva.
Lei stessa a un certo punto dice: io sono così, ma non sono modesta, perché dice la modestia si addice ai mediocri. Quindi aveva anche di sé una buona stima. Mi rivolgo a Nevia perché mi sono lasciato conquistare da questa definizione che gli dà Primo Mazzolari. Don Primo Mazzolari conobbe grazie a Deledda a Cicognara. Cicognara era il paese natale del marito Palmiro Madesani. E Mazzolari ha scritto un libro, un'opera chiamato La grazia sconosciuta. E la descrive così. Chiedo a te di darci il contorno, oltre a queste parole, che c'è dietro. Ascoltava, la testa soffocata da un cappello larghissimo e senza gusto. Appena muoveva il capo, le brillavano gli occhi bellissimi in un volto che non fu mai bello, ma che l'età componeva amabilmente all'ombra dei capelli tutti bianchi. Parlava pochissimo, frasi brevi, seguite da silenzi interminabili, che mettevano a disagio i vicini, che non sapevano a quali argomenti appigliarsi per farla discorrere. Ma quanto è bravo, Monsignore, ad avere trovato questa descrizione, bellissima, proprio bella. E mamma mia, quante cose vorrei raccontare proprio partendo da questa descrizione, perché Don Primo Mazzolari, tra l'altro, ha fatto una bellissima predica di augurio a Graziella dopo che ha preso il premio Nobel, e Cervia, insieme a Cicognara, sono stati due dei paesi, delle città che lei ha amato moltissimo. Cervia perché andava al mare in Romagna, e Cicognara, Viadana, perché erano i paesi di origine della famiglia del marito. E lei all'epoca, mi rivolgo anche io agli insegnanti che ci sono in sala, all'epoca si facevano vacanze molto lunghe da giugno ad ottobre, quindi la famiglia la portava un po' al mare e un po' in montagna, o comunque in Lombardia, insomma vicino nella Bassa Padana, dalla famiglia del marito. Grazia Deledda, tutti noi la vediamo nelle foto con la faccia molto triste, sempre molto seria. Lei invece era molto ironica. Ci sono delle sue lettere dove veramente si vede come dire, il suo amore frizzante, la sua descrizione della gente, del popolo, comunque delle persone con cui veniva in contatto, era veramente molto molto ironica. Certamente però era sarda, quindi aveva anche un atteggiamento di, come diceva appunto Mazzolari, che era molto silenziosa. Lui ricorda per esempio che lei si sedeva in fondo alla chiesa, sempre in fondo, e rimaneva lì anche dopo che finiva la messa per un lungo tempo a meditare, a pensare, e nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi a lei perché la vedevano quasi in raccoglimento. A proposito del fatto che lei non parlasse molto, se voi andate su Google, su internet, e digitate discorso di Grazia durante il premio Nobel, vi trovate davanti, ovvero nelle orecchie, sentite la voce di Grazia in un grandissimo errore, perché quel discorso molto bello che Grazia fa ai microfoni della Fonoteca di Stato non è fatto durante il premio Nobel, dopo il premio Nobel, ma nel 1934, ed è fatto ai microfoni di Gavino Gabriel, che era il tempiese, direttore della Fonoteca di Stato, che ha raccolto in quel periodo, 33-34, le voci dei personaggi di cultura più importanti d'Italia. Guarda caso l'unica donna era Grazia, c'era Pirandello, c'era ovviamente Marconi, potete capire, stiamo parlando della radio, e comunque. E Grazia Deledda, in quel vocale che si sente ancora oggi, e che, ripeto, si dice sempre che il discorso che lei fece al premio Nobel non è vero,
finisce proprio per riprendere il discorso di Dio, della religiosità in Grazia, fa un discorso molto sintetico ma allo stesso tempo molto sentito, che guarda caso finisce con la parola Dio. Sono nata in Sardegna, tutti voi penso che la conosciate questo racconto che lei fa di se stessa, ripeto ancora, presentandosi alla Radio Nazionale, prima donna che racconta se stessa nel 1934. Sono nata in Sardegna, la mia famiglia, composta di gente savia ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se va per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Quindi il discorso che non era assolutamente umile quando parlava, diciamo, della sua vocazione alla scrittura. E finisce: avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma, e a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì una casa mia dove vivo tranquilla col mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande, sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio. Questo ci aiuta a collocare nella sua personalità tante cose che poi fece, ma c'è un altro aspetto che mi colpisce, che leggendo i suoi romanzi non emerge sempre, e chiedo sempre a te, magari con una risposta più breve. Il marito, lui che sposò Palmiro Madesani, credo, a quanto pare, che andassero sempre molto d'accordo, a parte che si parla di un momento di défaillance che ebbe, e non entro in merito anche come vescovo. Quindi, no, che grazie. Però quando parla del marito, da fidanzata, nel momento in cui si sposta da Nuoro a venire a Cagliari, scrive una lettera a questo futuro marito e gli scrive delle parole dolcissime. Le ricordo: Dio è grande e misericordioso. Dopo tanto soffrire, mi serbava l'incontro con te. Ah, c'eri tu in fondo a quella via ignota e desolata che mi sembrava percorrere mentre il treno mi trasportava, triste e cupa, a Cagliari. Bello. E c'è un'immagine Bellissimo. anche di grande affettività che è nascosta questa, perché nei suoi romanzi non sempre emerge. Insomma, io vado sempre come Monsignore perché mi piace troppo, le domande che fa sono completamente, noi non le conoscevamo, però veramente sono delle domande così dentro. Allora, iniziamo col dire che Palmiro Madesani veramente lei l'ha conosciuto qui a Cagliari quando a ottobre del 1899 è venuta qua per discutere questioni di famiglia, ma anche, diciamo, ospite di Maria Manca, che era la direttora della Voce Sarda, la Donna Sarda, un periodico dove Graziella scriveva già e aveva già una buona fama. Quindi quello che lui ha detto di una sua lettera, perché spessissimo in Grazia Deledda, per chi conosce, qui abbiamo Ilaria che conosce benissimo l'opera, Ilaria Muggiano che conosce benissimo l'opera di Deledda e tutti i miei relatori, i miei colleghi, tantissime volte le frasi delle lettere passano nei suoi romanzi e viceversa, cioè c'è proprio una commistione di questo. La frase che il Monsignore ha letto ora, a proposito di avere visto appunto Palmiro alla stazione, voi la trovate alla fine del romanzo Cosima, che è la sua autobiografia postuma, e a un certo punto lei descrive Cagliari, e voi cagliaritani dovete essere felicissimi perché descrive Cagliari come una bellissima città orientale con le palme, cioè piena di sole, la descrive proprio bene, e lei che arriva alla stazione e incontra gli occhi di questo signore e descrive
diciamo, il contatto visivo con quest'uomo quasi che fosse l'uomo del suo destino. E in effetti così è stato, perché poi lei l'ha conosciuto, gliel'hanno presentato durante una festa in casa di Maria Manca, e se ci fosse tempo 2 minutini per raccontare come lei si è fidanzata, me lo concedi? Perché un altro romanzo, Il Paese del Vento, che molti colleghi critici, e qui il mio amico mi darà ragione, pensano al Paese del Vento, dico questa è Sardegna, e invece non lo sanno, ma il Paese del Vento è Cervia, il romanzo è ambientato a Cervia, ed è uno dei pochissimi romanzi della maturità, forse l'unico prima dei primissimi della gioventù, in cui Grazia Deledda usa la parola io, cioè usa la prima persona anziché la terza. Comunque, racconta la storia di questa coppia di sposini che arrivano in questo Paese del Vento. Però nel frattempo, raccontando una storia che è molto lunga e molto complessa, che non vi dico adesso, alla metà del romanzo la sposina racconta e ricorda come si sono conosciuti lei e il suo marito, che è esattamente come Grazia ha conosciuto, vedo la mia amica in seconda fila che dice di sì, hai letto quel romanzo, è bellissimo, è simpatico anche come racconta Grazia, come ha conosciuto il suo Palmiro Madesani, e tutto questo è passato nel romanzo Il Paese del Vento. Come l'ha conosciuto? Festa in casa di Maria Manca, si parte con un gioco di società, che è il gioco dei perché. Un gioco molto ingenuo, oggi diremmo così, cioè perché hai la camicia rossa? Tu non devi rispondere perché è quella che mi piace, devi dire perché mi piace. No, non devi dire perché se no sbagli se ripeti il perché. Quindi paghi pegno. Allora, Grazia Deledda sbaglia, e chi è che dà le punizioni o i pegni è proprio Palmiro Madesani, che lei descrive, sempre in questo romanzo, come alto, grasso e bello. Perché essere grassi all'epoca, essere ricchi, perché chi era magro vuol dire che non aveva da mangiare, era povero, essere grasso voleva dire che uno aveva possibilità di mangiare bene. Insomma, morale della favola, Palmiro dice, va bene signorina, voi avete sbagliato, quindi dovete pagare pegno. Dovete dire davanti a tutti, siete signorina? Sì. Apro una parentesi, zittella, perché all'epoca si era zittelle, a 29 anni, non bellissima, nessun uomo ti ha voluto, quindi zittella. E le dice sì, sono signorina. Quindi non siete sposata? No, sono signorina. Dovete dire a tutti come vorreste fosse vostro marito o il vostro fidanzato. Allora contestualizziamo la cosa, è uno salotto bene, un salotto di buona società, siamo alla fine dell'Ottocento, lei è una signorina un po' criticata per le sue scene d'amore, come diceva Monsignore quando ha letto il primo brano, insomma un po' forti. Comunque lei risponde, guardandolo fisso negli occhi, non sono sposata, non sono fidanzata, ma se potessi avere un fidanzato lo vorrei esattamente come lei. Lo guarda fisso cioè gli fa la dichiarazione, e a questo punto chapeau per Palmiro, che non è stupido, e l'indomani gli manda la proposta di matrimonio, di fidanzamento. Secondo voi lei accetta? No, non accetta subito, e lei è una donna di 29 anni, non bella, zittella, insomma, che aspira ad andare a Roma, e questo è un ministeriale, guadagna bene, è bello e grasso, ma non gli risponde di sì subito. Risponde, onorata di questa proposta, che io accetto se lei o voi, come si diceva all'epoca, voi in 3 mesi mi portate a Roma in una casa tutta mia. E ripeto ancora, chapeau, bravissimo Palmiro, perché stiamo parlando di fine ottobre del 1899, loro si sposano l'11 gennaio del 1900 nella cattedrale di Nuoro, la Madonna della Neve, e a marzo, dopo che lui ha finito il lavoro che doveva fare qui a Cagliari, la porta a Roma in una casa tutta per lei. Quindi consiglio finale, non giocate più questo gioco qui perché rischiate grosso. Poi Neria quando si fa conquistare da Grazia Deledda, quindi bisogna bloccarla ogni tanto. No, ma non va bene così. No. Io presento e do la parola a Don Salvatore Bulla, che tra l'altro come ministero è vice parroco a Sorso,
che però ha fatto questa bella ricerca e gli siamo molto grati perché diventa un'occasione anche di parlarne. Ritorniamo al tema, o meglio, andiamo al tema della scrittura, la passione che Deledda ha dimostrato per la scrittura, da subito, fino ad essere anche autodidatta. Ha iniziato un po' così. E qualcheduno, mi pare che tu lo citi proprio nel tuo studio, parla di saper raccontare, di narrare, un narrare visivo. Cioè lei non evita la realtà, la racconta, anche con gli occhi. È come se ci porti dentro la realtà. È così? Sì, quasi direi che molti qua avete letto Deledda, immagino, quindi credo che questo non sia una caratteristica nuova per voi. Appena entri nel mondo deleddiano, subito ti si palesa davanti un universo, un mondo, delle immagini, delle realtà caratteristiche. Addirittura pare che la stessa circostanza ambientale partecipi come un personaggio alle vicende che lei racconta. E anticipo, perché immagino ne parleremo dopo, che questa è un'ambientazione quasi sempre determinatissima, cioè l'ambientazione sarda. Ma ricollego questi due argomenti, questo argomento a quello di prima, perché questa è una delle frasi più citate di Deledda, ma dice un po' l'aspetto dell'ambiente, no? Lei ha citato il paese del vento, no? Il vento, i boschi, certe ambientazioni ti fanno proprio sembrare di essere lì, in quel momento là, no? E da sardo, quando tu entri in queste narrazioni, è come rivivere un po' una Sardegna che ci portiamo dentro, un po' tutti i sardi, no? C'è stata ho scoperto da poco una definizione che si dà dei sardi a livello psicologico. Si dice che i sardi, vi ricordate la saudade brasiliana, no? O il mal d'Africa? Si parla per i sardi della nostalgia in presenza, no? Solitamente tu sei nostalgico di qualcosa quando sei via. È come se invece i sardi fossero nostalgici di un'idea di Sardegna pur essendo in Sardegna, no? Una sorta di Sardegna atavica, quasi primitiva, quasi mitica, che ci portiamo dietro o dai racconti, no? Dei pastori, o dall'infanzia che ha avuto la fortuna di vivere certe, questo è di Nuoro, no? Qualcuno di voi, qualcuno che ha vissuto la campagna. Ed ecco, grazie a Deledda sembra proprio che descriva perfettamente questo ambiente, un ambiente che è morale, credo che ci ritorneremo. Ma così dice la Deledda: amo intensamente il mio paese e sogno un giorno di poter irradiare, sentite anche le descrizioni sono meravigliose, di poter irradiare con un mite raggio le foschie ombrose dei nostri boschi, narrare intera la vita e le passioni del mio popolo. La vita del mio popolo, i nostri boschi, sono la stessa cosa. Il mio popolo così diverso dagli altri, così vilipeso e dimenticato, e perciò più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza. Dice, lei aveva, per riprendere questo carattere indomito, quasi indomabile di cui si è parlato, lei già a 20 anni scrive e dice: avrò fra poco 20 anni, a 30 voglio aver raggiunto il mio unico scopo radioso, qual è quello di creare da me solo una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. Già da ragazza aveva quasi superbamente, diremmo, se la leggessimo da contemporanei. Leggendola dopo che ha preso il Nobel, diciamo, caspita, che carattere, che passione, che certezza, che consapevolezza della sua dote. Grazie. Deledda ricevette un sacco di critiche, anche da autori importanti. Voi sapete la definizione che Pirandello diede di lei e che vedo che ne sapete più di me, quindi se volete venire. Allora, addirittura pagliacciata
descrisse Pirandello il conferimento del Nobel, ma il mondo letterario che lei incontrò a Roma soprattutto, nei suoi confronti, che atteggiamento aveva e lei nei confronti di questo mondo? Allora, si può dire questo molto in breve, perché è un argomento molto, molto ampio e complesso. Si può dire che inizialmente riceve anche degli apprezzamenti importanti. Luigi Capuana, uno dei primi, quindi è uno dei motivi per cui viene accostata subito al verismo. Certamente quando arriva a Roma inizia a frequentare dei saluti importanti. Lei conosce e conosceva appunto tutto l'ambiente del primitivismo, del futurismo, era molto legata anche all'aspetto pittorico e dice di questa attenzione anche alla visività. Certamente la stroncatura crociana credo che sia il primo punto la nota più dolente, però sappiamo che Croce stronca quasi interamente la letteratura contemporanea. Ma da una parte una critica divisa, sicuramente divisa, ma il dato più importante è il fatto che i suoi libri vengono venduti tantissimo. Per cui a un certo punto la critica non può che accogliere il fatto che è un fenomeno, letteralmente un fenomeno letterario quello di Deledda. Per cui si divide la critica. Il problema nasce quando ancora lei era a Nuoro, sono i nuoresi i primi che iniziano a criticarla. Il parroco, noi sappiamo che leggendo, esatto, nella famosa predica, addirittura a messa, e dice, beh, qua c'è qualcuno che insomma ha tanto tempo da perdere a scrivere cose un po' ambigue, sarebbe meglio se si mettesse a pregare. Una critica che la ferisce chiaramente, la ferisce. Ma certamente a Nuoro ha avuto sempre una critica a doppio valore. La critica cattolica, questo secondo me è un aspetto molto interessante, in realtà i contemporanei la stroncano. La civiltà cattolica la stronca. Giovanni Colombo, quando ancora si occupava di letteratura, prima di diventare arcivescovo di Milano, un grandissimo studioso di letteratura, molto interessante, ma la stroncherà. Il motivo è perché parlava male dei preti. Per fortuna però parlava male dei preti, posso fare una battuta, adesso sono prete, forse non c'aveva tutti i torti. No, dei vescovi ha sempre parlato, non ne parlava dei vescovi, parlava male dei preti, no. Se pensiamo a Manzoni, io credo che la figura di Don Abbondio, nessuno abbia potuto delineare una figura così tremenda anche per un prete. Non parla male dei preti la Deledda, anzi bisogna fare anche verità. Lei capisce, lo scrive anche, adesso non stiamo a citare tutto, ma dice no, il problema è che col vestire l'abito religioso non muore l'uomo. E dice anche una cosa bellissima, il prete, per dire anche della sua intelligenza religiosa, il prete diventa tale quando sacrifica la sua vita per gli altri. È là che diventa, quando si conforma a Cristo. Con queste parole, per dire la sua capacità. La critica cattolica, per fortuna, successivamente, e uno dei motivi era il rapporto con Pietro Casu, sappiamo, successivamente insomma, la riavvicina e inizia a capire, ma ne parleremo. Certo. D'altra parte lei, di fronte a queste critiche, mi pare che affermi, non mi interessa granché. Non mi interessa granché, però aggiunge, mi disorienta. Mi disorienta. Però sull'aspetto religioso, noi sappiamo questo lo dice Francesco Dore, che era un suo amico, e dice, di nessuna critica, è vero, di nessuna critica si è mai inquietata troppo, ma c'era una critica che là veramente la feriva, ed era questa la sua religiosità. E là ribadiva, no, io sono cattolica, e dice una cosa spettacolare, se poi avremo tempo la sviluppiamo, dice, sono religiosa, sento l'arte come un dovere, legando in qualche modo proprio la sua opera all'inquietudine metafisica, alla ricerca religiosa, e questo è molto interessante. Entriamo un po' nel mondo delle sue opere e anche dei personaggi dei suoi romanzi, perché questo ci rivelerà anche il senso di Dio, la fede, anche che emerge leggendo come racconta i suoi personaggi. Però mi ha colpito che
suo figlio, Sardus, ricorda un dialogo che ha avuto con la madre. E a un certo punto il figlio chiese a lei se pensava spesso ai suoi personaggi o alle trame dei suoi romanzi, come a dire: ma hai scritto questo, te ne ricordi ogni tanto? E il figlio annota la risposta: matto sei, nel senso, non ci penso minimamente. E chiedo a te, Neria, ma tra la vita reale e la vita romanzata, in Grazia Deledda, c'è questa distanza che sembrerebbe emergere da questa risposta, cioè, ma sei matto che io pensi a quello che scrivo, oppure c'è una contiguità? Caspita, assolutamente no, lei ha voluto ingannare il figlio. Dicevo prima che ci sono tantissime lettere, proprio frasi intere, concetti che passano dalle sue lettere ai suoi romanzi, e molte delle sue eroine, soprattutto il personaggio femminile, hanno proprio le caratteristiche della sua personalità. Sentivo quello che diceva adesso il nostro amico sacerdote, e a proposito della religiosità nella sua vita e nella sua scrittura. Ripensiamo a Cosima, quando lei va nella sua Cumbissias sopra il monte Ortobene durante l'estate, e proprio descrive come conserva il calamaio, la penna dentro una scarpa perché non si rovesci l'inchiostro, eccetera, ma lo descrive, poi lo mette questo calamaio, la penna, dentro una nicchia. Sembra proprio una descrizione di sacralità della scrittura. Quindi questo per rifarmi a quanto diceva lui. E per quanto riguarda i personaggi, starei qua tutto il giorno a raccontarvi tante bellissime figure femminili dei suoi libri, dove c'è proprio grazia dietro. Per esempio, un romanzo che poco letto perché è ambientato a Roma e si intitola Nostalgie, presenta la protagonista che si chiama Regina, che è appena sposata e arriva da un paese fuori del Lazio e arriva a Roma. Ha tutta una serie di vicissitudini, eccetera. A un certo punto scopre che il marito la tradisce. Regina scopre che il marito la tradisce. Prima ha un grande dispiacere, ritorna nel paese, insomma è disperata, poi ritorna a Roma e dice: io voglio scrivere. Voglio scrivere, scrivere, scrivere e lavorare e vivere della mia scrittura, perché questo è quello che sono io. Ora, che differenza c'è tra Regina 1904, 4-5, cioè il romanzo esce in questi anni, e Grazia Deledda? Nessuna. Lei arriva lì e vuole scrivere, scrivere, scrivere. E come diceva poc'anzi un signore, dentro il Roma è accettata, prima un po' di diffidenza, poi è completamente dentro quel gruppo di intellettuali, pittori. Non è vero che era una casalinga, come diceva Croce, chiusa a casa tutta intristita, ma era veramente il centro di un'attività culturale bellissima, amica della regina Margherita, scusa se poco, e tante altre cose. Quindi i suoi personaggi femminili raccontano di una donna che, le diceva sempre, la perseveranza è la dote che io mi riconosco di più. Ecco, sono tutte donne che hanno perseverato nel loro obiettivo, e questo è bellissimo dirlo ai nostri ragazzi, per esempio nelle nostre scuole. Cercate di trovare dentro di voi un obiettivo, una speranza, un punto fisso della vostra vita, e quello perseguite, come ha fatto Grazia e come hanno fatto le sue donne, i suoi protagonisti. Prima di chiamare in causa il professor Vinti su questo sguardo nella letteratura e nel rapporto con la fede, colgo in una definizione che Don Salvatore dà nel suo libro, parlando dei personaggi, li descrive così: con una grande inquietudine metafisica. Ecco, senza entrare nei particolari, da dove emerge questo? Dobbiamo prenderla, non c'è il tempo di sviluppare tutto, per cui vado dritto al punto. L'uomo, si può dire così, l'antropologia delle Diane. L'uomo e le donne delle Diane vivono un rapporto con la realtà
che si sviluppa nella dinamica del racconto, sempre dentro un particolare rapporto col senso del male, col peccato, in una dimensione che chiamiamo peccato, non semplicemente col male, perché è metafisica. Si può vivere il male come realtà sociale, semplicemente. Invece ci accorgiamo nell'uomo dell'Ediano che c'è sempre un riferimento all'oltre, a Dio. E questo meccanismo che l'uomo vive di rapporto con realtà sempre dentro una dimensione tragica, se vogliamo, apre l'uomo a un'inquietudine che poi è anche il motore della bellezza del racconto, che richiede un'evoluzione. L'uomo dell'Ediano o l'antropologia dell'Ediano è sempre dentro una teologia. Non si può dare un'antropologia senza teologia. Si parla di antropoteologia dell'Ediana. L'uomo è inquieto, molto agostiniano se vogliamo. Sicuramente lo conosce Agostino. Sicuramente quella frase di Agostino che il mio cuore è inquieto finché non riposa in te è qualcosa che l'uomo dell'Ediano ha stampato nelle cifre del suo DNA. Bello. Grazie a te. Stiamo entrando più particolarmente anche ad esaminare aspetti molto concreti dell'opera della Deledda, ma a professor Vinti chiedo il rapporto tra fede e letteratura, come si è sviluppato negli autori, anche nei tuoi studi, come l'hai incontrato. Allora, credo di aver detto l'essenziale prima, però in questo caso provo a fare un esempio a partire da dal poco che so di Grazia Deledda, ed è questo. Il rapporto con Dio è il rapporto col significato della vita. Anche se uno non crede, bisogna comprendere che dietro la parola Dio c'è l'origine e il destino di ognuno di noi, c'è l'origine e il destino dell'universo intero. Se uno non crede, ha già un'idea di quale sia l'origine e il destino dell'universo e anche di se stesso. Ma se uno crede a un'altra idea, e se uno crede diversamente, per esempio se uno ha l'idea di un Dio giudice o se ha l'idea che ci siano molti dei, cambia anche l'idea dell'uomo e del mondo. È quello che stava dicendo Don Tore. Tore stava dicendo esattamente questo. Una idea dell'uomo e un'idea di Dio si richiamano a vicenda. Questo è assolutamente strutturale per ognuno. Tu hai un'idea di Dio, per esempio hai l'idea che Dio è padre, e questo si vede nella tua idea dell'uomo, dove l'uomo diventa uno che è in qualche modo in cerca di riconnettere un rapporto privilegiato col padre. Io personalmente ho studiato molto di più Dante della Deledda, ma nella Deledda mi sembra che ci sia questo, cioè che ci sia come nei grandi personaggi della Deledda, però questo poi magari lo si chiederà soprattutto a Tore, delle ferite che l'uomo ha, che riguardano innanzitutto il rapporto con questa paternità di Dio e il tentativo dell'uomo di ricucire o di riaccogliere, di risentirsi nuovamente figli. Ecco, il rapporto tra fede e letteratura è anche questo. Significa che nella misura in cui una certa idea di Dio, una certa idea di destino fanno corpo con la mia persona, io nella scrittura la esprimo. La esprimo nei dialoghi, la esprimo nelle pennellate. Per esempio, oggi leggevo Cosima e la Deledda paragona una mensola a un altare. Che cosa vuol dire questa mensola e quest'altare? Vuol dire che c'è un tipo di rapporto di sacralità con le cose quotidiane che richiamano al rapporto stesso con Dio. Ebbene, uno nella descrizione dei personaggi, nella trama, nella personalità esistenziale profonda dei protagonisti dei libri, esprime il suo stesso rapporto con Dio. Un autore cattolico non è un ideologo, non scrive a tesi,
scrive a partire dall'esperienza di un rapporto e cerca di riempire i suoi personaggi di questa fede vissuta. Grazie. Una frase della Deledda nella sua opera Anime oneste dice così: l'anima umana pecca, ma nel peccato stesso è il castigo. Allora, entro e capisco che il tema è molto ampio e come tu hai capito stiamo solo dando proprio degli input per poter analizzare meglio e leggere anche di più la Deledda. Però la domanda che ti faccio ha questi elementi qui. A volte il religioso, la vita religiosa viene confusa con la vita morale. Cioè, è bene o male e io applico una visione di fede alla mia morale o a quella del mondo, dell'ambiente. E nella Deledda queste interferenze, chiamiamole così, emergono anche perché sembra che lei dica l'uomo è impossibile che viva il bene e quindi il male lo incontrerà, ne soffre e poi tutte le conseguenze che vediamo dopo. Ma all'inizio che rapporto c'è tra morale e religioso in Deledda? Qua devo fare io una domanda, eccellenza. A me? Sì, perché qua potremmo divertirci anche teologicamente. La Deledda, io ho imparato tanto, veramente tanto dalla Deledda, e parlo a livello teologico. Prendiamo la frase che lei ha detto. L'anima pecca, così? L'anima umana pecca, Pecca ma nel nel peccato. stesso è il castigo. È bellissimo. Ma perché? Attenzione, sì, io so che sa, attenzione, so che sa di moralismo, soprattutto oggi. Però se posso, e poi mi dica lei che è il custode della dottrina, se sbaglio su questo, perché a me mi affascina tantissimo. Cosa vuol dire che nel peccato stesso il castigo? Che l'uomo pecca, no? Dice, sembrerebbe quasi che non possa non peccare in Deledda, perché l'uomo appunto ha un desiderio, ha una passione, ha una voglia di qualcosa che lo muove, no? L'uomo è in movimento, che cos'è che lo muove? Un certo desiderio. Il problema è che cercando di afferrare questo desiderio, che può manifestarsi in tante cose, in un rapporto, in un possesso, in qualcosa di, insomma, di più che io non ho, ecco, in questo meccanismo io finisco per afferrare qualcosa cercando la mia salvezza in questa cosa. Propriamente questo è idolatria, laddove l'oggetto del mio cercare non è Dio. Perché dice questa? Lì io lo farei a catechismo. Nel peccato è il castigo, cioè nell'esito del mio movimento che afferra qualcosa cercandone la salvezza, qual è il castigo peggiore? Il fatto che io mi sono legato a qualcosa che questa salvezza non me la dà e che quindi sono infelice perché ho cercato e sto cercando di stringere qualcosa per cui magari mi sono mosso in determinato modo ed c'è una tristezza incredibile nel fatto che non sono compiuto. No? Qual è il castigo del peccato? Che sono schiavo dell'idolatria, che non sono più libero, cioè che la salvezza che desideravo non l'ho ottenuta e che quindi vivo in una condizione vertiginosa che si chiama propriamente peccato. Non c'è bisogno di un altro castigo, il castigo peggiore è l'infelicità di aver speso una vita afferrando qualcosa credendo alla salvezza e salvezza non è, felicità non è. Secondo me è bellissimo. Non è moralismo, secondo me è esperienza umana di chi, mosso dal bene, cerca di fare il bene, di vivere il bene, ma confondendo il bene ultimo col bene primo, finisce per fare del bene primo Dio e vivrà infelice. Questo è il castigo. Grazie. La tua riflessione si apre a tanti discorsi, però in Deledda, ritorno lì, Sì. a me mi è venuto in mente anche l'esperienza che vive il figlio il prodigo, che torna perché comprende che il suo peccato è anche
comporta un castigo, quello di tornare dal padre che pure se n'era allontanato liberamente. Però è un discorso che non vorrei fare tra te e complesso, me, sì, sì, sì. magari rimandiamo, Sì, poi ci sì, confessiamo a vicenda. Torniamo su questo perché l'uomo sembra impossibilitato in Deleda proprio a rimanere nel bene e se ne accorge, ne soffre, Rimanere nel male? cioè a rimanere, sì, Ok. a rimanere nel male e quindi ne soffre perché vuole liberarsene. Allora, questa sua fatica, in quale personaggio ti viene in mente di più che l'ha vissuto pienamente tutto questo? Allora, tutti, tutti. Però ci sono dei vertici meravigliosi. Paolo, la madre, è uno dei motivi dei preti di cui parla male, ma Paolo secondo me è un prete, è veramente un prete. Poi non c'è il tempo, ma lo dico per lei che lo conosce. Secondo me il libro veramente di più forte in questo senso rimane Elias Portolu. Elias Portolu è proprio la dicotomia dell'uomo tra il sollevarsi, no? E quasi una condanna, una maledizione che è la concupiscenza. Elias, e poi però tanti altri, ci sono anche dei suicidi, ma e là non c'è movimento, nel suicidio non c'è più antropologia, non c'è più, cioè, qua sono dei personaggi che vengono descritti così, penso ad Andrea Le colpe altrui, no? Viene descritto come uno che non è intelligente, perché tutto ti fa dire che devi muoverti verso il bene, no? Però Elias Portolu, e poi, anche se io non sono un amante di Canne al vento, lo posso dire, ma Efix in questo è veramente un personaggio che si vive tutta la vita attaccato al male per il bene, pazzesco, una statura umana incredibile. Sì, mi aspettavo Elias Portolo sicuramente perché è davvero il personaggio tipico di questo. Nevia, una frase di una sua lettera, sempre su questo tema. Ho una grande pietà, una infinita misericordia per tutti gli errori e le debolezze umane. Per me non esiste il peccato, esiste solo il peccatore, degno di pietà perché è nato col suo destino sulla spalla. Mamma mia. Cioè, cose da nulla, no? Ci lancia queste idee, queste frasi. Ma io mentre ascoltavo anche Don Salvatore, che parlava appunto di questa frase poi finale, volevo riportare, se mi permette, Monsignore, sul discorso femminile e sui personaggi delle femminili. In particolare è stato già nominato da lei, dal Monsignore, la Chiesa della Solitudine, Maria Concezione. Concezione è malata, il romanzo inizia con lei che esce dall'ospedale dopo essere stata operata di tumore al seno. Pensate, questo è l'ultimo romanzo pubblicato in vita e Grazia sa che sta morendo anche lei dello stesso male, perché Grazia è stata operata di tumore al seno la prima volta nel 28, dopo che è tornata al premio Nobel, era già malata quando è andata a ritirare il premio, e morirà dopo qualche mese dello stesso male. Quindi pensate già al coraggio di questa scrittrice che comunque fa di Concezione la sua protagonista e lei, Concezione, chiede a Maria, perché abbiamo parlato di Dio, permettetemi di parlare di Maria, fa a Maria una preghiera bellissima, che ho visto citata anche da Don Salvatore ovviamente, una preghiera che io rassomiglio, paragono alla preghiera di Lucia nei Promessi Sposi, quando è disperata, presa dall'innominato, chiede alla Maria di salvarla e sacrificherà il suo matrimonio con quel poveretto, come lo chiama Renzo, no? E Concezione fa lo stesso, si rivolge alla Madonna perché l'aiuti a non cadere, diciamo, nella tentazione di sposarsi. Lei ha un fidanzato, un amore,
però in questo momento lei non si sente più donna. Pensate quanta strada abbiamo fatto però noi donne. Oggi il malato, diciamo, di cancro alla mammella non è una donna che non è più femmina, non è più donna. All'epoca invece non era così. Quindi le preghiere sì a Dio, ma Grazia in questo particolare momento, in questo particolare romanzo, ci insegna anche quanto è bello per i suoi personaggi e penso per lei stessa affidarsi alla Madonna, affidarsi a Maria, da donna a donna. Io adesso non c'è tempo di leggere perché avevo preso anche no, stai tranquillo, non lo leggerò, mi sta già facendo cenni, devo smettere, però c'è una bellissima preghiera proprio che Concezione rivolge alla Madonna. Quindi sì Dio, sia la religiosità, ma poi Grazia è è una donna che scrive e scrive, ci sono spessissimi riferimenti proprio alla Madonna. Adesso io ho citato questo, ma ne potrei citare altri, e Don Salvatore sicuramente nel suo libro ne citerà sicuramente altri. No, però rimaniamo con te. Sì, Tu hai scritto anche un libro sul il peso dell'eros, sì, mito ed eros nella Sardegna di Grazia sì. Deledda. Perché l'eros in Grazia Deledda è sentito come un oppositore al bene? Allora, non tanto al bene, quanto l'eros, soprattutto vissuto dalle sue protagoniste, dalle donne, e poi magari mi riallaccio alla madre, citata da Don Salvatore, è un momento in cui viene scardinato ogni divisione, sia morale, sia anche sociale. L'eros fa sì che un servo possa innamorarsi della padrona, Efis, oppure un bandito possa innamorarsi e accoppiarsi con la padrona, Marianna Sirca, con Simone Sole. Quindi l'eros è uno stravolgimento psicologico, sentimentale, affettivo, che non sempre è negativo, certamente spesso conduce i suoi personaggi, e questo è vero, a opporsi ad un ethos, ad una consuetudine, ad una mentalità anche generale del suo popolo, della sua famiglia, del suo credo, questo sì. Annesa è stravolta dall'eros, e sto parlando della protagonista di Edera, che arriva addirittura a uccidere zio Zua, il vecchio asmatico, perché? Perché finalmente morendo lascerà la sua eredità alla famiglia dei Cherchi e quindi a questo Don Paolo De Cherchi di cui Annese è innamorata, però che sta rovinando la famiglia. Annese arriva ad uccidere, travolta dall'eros, ma allo stesso tempo, e qui la colpa è il peccato e la colpa di cui parlavamo, Annesa non accetta di sposare mai Don Paolo, se non in vecchiaia, va via da Barunei, si ritorna a Nuoro e fa la serva tutta la vita perché deve espiare quella sua colpa, per la quale però è stata travolta proprio da questo Eros. Proprio la protagonista dell'Edera, Annesa, gli viene attribuita questa affermazione: io ho chiuso gli occhi alla luce di Dio e sono caduta come cadono tutti coloro che non guardano dove passano. Sì, certo. E qui torno da C'è te. un grande personaggio di prete proprio lì, con cui si confronta Annesa. E qui arriviamo al valore, quando manca la coscienza, c'è il peccato, un po'. È giusta questa lettura e perché? Esplicita in Deledda, si può dire coscienza oppure se si sta proprio filologicamente al testo, timore di Dio. Lei usa proprio il termine biblico. Quando c'è poco timore di Dio, l'anima cade. Il peccato è sempre manifestato, in questo senso, Eros come poco timore di Dio, perché l'amore è sempre oblativo, poi in Deledda, no? È sempre agapico. Però sicuramente c'è questa dimensione della coscienza del timore di Dio. Cioè, se tu, quando è che cadi nel peccato? Quando ti dimentichi, qua c'è sempre, e lo dice esplicitamente, quando ti dimentichi che sopra di te c'è un altro che ti guida.
Quando tu, è molto veterotestamentaria in questo, quando tu ti Sì. fai Dio, quando tu rubi qualcosa pensando che questo ti divinizzi e quindi chiudi gli occhi appunto alla realtà in fondo. Il peccato è sempre la particolarizzazione di un aspetto della realtà. Per esempio, anche già all'inizio sì che si vede questo. Non mi ricordo se in Fior di Sardegna o in Stella d'Oriente. Nel rapporto affettivo, dov'è che si cade in peccato? Quando esplicitamente il protagonista dice all'amore della sua vita: tu sei il mio Dio, tu sei il mio Dio, cioè sei tu la mia felicità. E beh, allora là hai perso di vista che Dio c'è, non è lui, che Dio è sopra in questo caso. E chiudere gli occhi alla luce di Dio, ma soprattutto alla realtà, perché Dio è un fatto di realtà per Nella Deledda. Secondo un commentatore, tu lo riporti nel tuo libro, la formula che si può applicare a molte letture dei personaggi è triplice: tentazione, peccato, espiazione. Sì. Qua bisogna sudare perché i concetti fanno difficili. Se su tentazione abbiamo compreso, su colpa abbiamo compreso, no? Cos'è la colpa? La colpa è sempre... ma la cosa interessante sulla colpa dico solo questo, poi sull'espiazione invece dobbiamo spendere più tempo, perché è un concetto anche forse a noi poco vicino ormai. Sulla colpa dico solo questo, che è una colpa intesa non come senso di colpa, come senso di peccato. Questa distinzione è importante, perché se Mannuzzu, per esempio, commentando Mannuzzu, chi lo conosce, l'autore Mannuzzu, probabilmente uno dei post-delediani più capaci, l'autore di Procedura, quando scrive di Deledda dice: la Deledda a noi ci manca perché lei aveva chiaro qualcosa che non abbiamo più chiaro, cioè il senso del bene e del male. Noi, dice, il senso di colpa ci rimane, ma come, adesso non ricordo il termine che usa, ma dice come qualcosa senza motivo, senza oggetto, senza nessun oggetto. È un senso di essere inadatti. Invece in Deledda il senso di colpa è sempre senso di peccato, cioè aver mancato di fronte a Dio. È per questo che si inserisce questo terzo elemento di questa dinamica che lei diceva, eccellenza, cioè l'espiazione. L'espiazione. Come si esce dal fatto che davanti alla realtà ci si trova in deficit, ci si trova in colpa? La Deledda riutilizza, diciamo così, inventandolo a suo modo, un concetto che è proprio del cristianesimo, cioè il concetto di espiazione. È molto complesso in Deledda, ma se posso, è difficile anche da sintetizzare, perdonatemi, ma se si potesse sintetizzare direi così. Il perdono è ciò che è necessario per uscire dalla colpa, ed il perdono di Dio se la colpa è sentita davanti a Dio. Ma Dio ti perdona gratis, è vero o no? Dio ti perdona gratis. Oh, ma come si fa a vivere di quel perdono? Non c'è cosa più avvilente, umanamente parlando, insopportabile della gratuità. Non so se ci avete mai riflettuto. Di fronte a una cosa gratis tu non sai dove girarti. Come puoi partecipare della grandezza di Dio che entra nella tua vita quando tu sei in colpa di fronte a Dio? No, ci sono dei tipi umani che per esempio di fronte a un regalo, come me, non sanno da che parte girarsi, perché non puoi rispondere. Come si può accettare il perdono? Questo è il dunque. Come può un uomo colpevole accettare il perdono di Dio sapendo che è gratis? Questo è il problema. L'espiazione entra qua. L'espiazione è la partecipazione, in senso teologico, è la partecipazione della libertà dell'uomo alla grazia di Dio che sviene nella misericordia, nel perdono. E propriamente qual è questa partecipazione? Lo scegliere un tipo di vita che, sapendo di venire dal male, abbraccia quel male come luogo continuo di memoria della misericordia. È un concetto difficile. Sostanzialmente significa, pensate a Efix. Cosa fa Efix? Sceglie di stare davanti al suo peccato e tutta la vita, non dico che sconterà quel peccato, perché non si può scontare, il danno è fatto, direbbe qualcuno, ma sceglie di stare là dove
luogo gli ricorda di essere peccatore, cercando col suo bene di partecipare al bene di Dio che lo perdona. Non so se facendo della propria vita una preghiera. Un concetto difficile. Se poi c'era tempo, leggo una poesia che lo spiega. No, leggiamola subito. Ok. Allora, questa secondo me, guardate, di Deledda, io sono rimasto folgorato quando ho letto questo commento su Deledda di Momigliano, no? L'abbiamo letto tutti. La Deledda è il più grande poeta del travaglio morale. Dice: non c'è nessuno dopo il Manzoni che abbia scritto di noi in modo così alto. E dice: Elias Portolo è il più grande libro di alta moralità che è stato scritto dopo i Promessi Sposi. Io quando l'ho letto ho detto: accidenti, ma è la Deledda. È la nostra Deledda. Sì, è la nostra Deledda. Perché arriva a dei vertici antropologici e letterari pazzeschi. Non ha preso il Nobel per caso. Ecco, a un certo punto mi trovo davanti a questa poesia. Anche per i teologi, secondo me, è incredibile. Io sono rimasto fulminato. Dove l'hai trovato? No, è una delle ultime che consegna, mi pare a Franz o a Sardus, prima di morire. Si chiama Padre Nostro. Lei, voi avete può essere. Sì, effettivamente l'ho sentita. Cosa accade in questa poesia? Che lei spiega una cosa pazzesca, cioè il De Malo, la Teodicea. E spiega cioè il funzionamento di tutti i suoi romanzi, perché lei dice, lo so quasi a memoria, però non voglio fare il gradasso perché poi non me la ricordo, però la trovo. Eccola, sentite qua, una poesia ma forse la può leggere lei che ha una lettura più poetica della mia. Le chiedo questo favore. Non sopra le nuvole rosse. No, chi? No, lei, la voce femminile. Pensavo lei... Sopra lei. Si intitola, la introduco brevemente, si intitola Padre Nostro. Qua si spiega che cos'è il peccato, che cos'è il male. È Tommaso d'Aquino, per chi sta studiando filosofia, è Tommaso d'Aquino. Da dove viene il male? E se il male c'è, perché Dio e l'uomo come partecipa dal peccato all'espiazione alla grazia? Sì, e di questo stavo dicendo che questa poesia... Non sopra le nuvole rosse. Prima c'era... C'è adesso. Vacante del Trovate? Questa poesia è proprio attesa. Eccolo, c'è. Stavo dicendo che è stata musicata dal coro Voces Ammentos di Galtellì. Non sopra le nuvole rosse dell'ira tua grande, o Signore, ma in cima ad un'erta terrena tu siedi e ci guardi salire qual gregge disperso. Il pastore sei tu sei il Padre benigno del nostro maligno dolore. Ci aspetti non morti, ma vivi. Sull'orlo le schegge han pugnali, i corvi ci succhiano gli occhi. Tu, Padre, ci aspetti. Tu vivi per noi. Senza noi tu non sei. E il male non scende da te, ma sale con noi verso di te. E quando coi nostri ginocchi corrosi nel cuore l'offerta del figlio morente stiam giunti al sommo dell'erta, uno sguardo tuo solo distrugge e rinnova la nostra esistenza, o Signore. Grazie, sì. Se posso la spiego veloce. Sì, prego. Mi alzo in piedi, perché questa è... Te Guardate, questa è, scusate, questa è una cosa eccezionale che secondo me oggi dovremmo dire a tutti. È una scoperta incredibile a livello antropologico. Non sopra le nuvole rosse degli la tua grande, o Signore, tu sei. Dio per Deledda non sta
semplicemente in un al di là arrabbiato per cui noi non possiamo che peccare e vivere nel male, no? Ma dice, ma in cima ad un'erta terrena. Ma qual è questa erta terrena? È il Calvario. Ok, è il Calvario questa erta terrena. Tu siedi e ci guardi salire. Qual gregge disperso, il pastore, sentite questo è Tommaso, tu sei il padre benigno del nostro maligno dolore. Dov'è il male? È Dio il male? L'ha fatto Dio il male? No. Dio ha pensato per noi una bontà, ma nella nostra vicenda si è inserito questo male, ma Dio è padre benigno del nostro maligno dolore. Ma non è finita qua, perché questo non basta a spiegare il male esistenziale, no? Ma dice, ci aspetti non morti, ma vivi. Il problema non è dell'altra vita, il problema è qua, sul Calvario di qua, la nostra vita di adesso. E poi dice, questo è ancora più fantastico, dice, ma questo padre che sta là seduto ci aspetta, ma non fa niente per farci salire. No, sì, perché dice, sull'orlo le schegge un pugnali, i corvi ci succano gli occhi, cioè è difficile, è tragico, ma dice, il male, lo ripete, non scende da te, ma sale con noi verso te. Davanti a Dio il male, voi lo sapete, il male non ha alcuna spiegazione, non ha alcuna ragione, è propriamente l'assenza di ragione, è il contrario della ragione. Ma il male non scende da Dio, ma sale con noi verso Dio. Cioè davanti a Dio il male viene capovolto e diventa occasione di ascesa verso Dio. È pazzesco. Qual è l'unico scopo del male? Quello di diventare bene, perché finché rimane male non ha nessuno scopo. E poi dice, e quando coi nostri ginocchi corrosi, che cos'è che ci fa salire? Che cos'è che ci porta da questo Dio che ci aspetta? L'offerta del figlio morente. Cioè sempre l'uomo delle Diane è paragonato a Cristo. E Cristo, attraverso la sua umanità, cioè attraverso la partecipazione nostra della passione umana di Cristo, possiamo giungere al sommo dell'erta. È un De Malo moderno, che è pazzesco. Sta dicendo, se qualcuno soffre, come dire, quella sofferenza, ha parlato di Maria Concezione. C'è un punto dove lei parla del cancro e dice, ben venga l'ospite inesorabile, sta parlando del tumore, l'ospite inesorabile e divino che purifica le vene e lascia la casa ribenedetta come un ramo d'olivo. Il male per Deledda, e questo è pazzesco, ed è 900, 900. Il male per Deledda è il luogo davanti al quale si deve scegliere, o per il bene o per il nulla. Uno sguardo tuo solo distrugge, perché l'amore fa così, distrugge o rinnova. È pazzesco. È nel Novecento uno dei punti più alti, l'altro è Dostoevskij. Grazie. A entrambi faccio una domanda, ma con risposta breve, perché dopo aver detto tutte queste cose anche sulla sua immagine di Dio, del male, dell'espiazione, sembra però, lo metti in evidenza anche un po' tu, richiamando alcuni commenti, sembra che però questa espiazione sia molto individuale, non c'entra mai un'espiazione collettiva, sociale, d'ambiente. È giusta questa interpretazione o è talmente consapevole lei di parlare con i suoi personaggi di questo male da espiare come recupero del bene, che dimentica anche che ci può essere una lettura più ampia, sociale? Secondo me la Deledda, questa domanda è ingiusta, se posso, sulla Deledda. Perché è ingiusta? Perché benché lei lo sia, una catecheta, in qualche modo una teologa, da scrittrice però, come tutti i grandi scrittori lo sono, diceva anche Don Matteo, però non è una dogmatica. A chi sta parlando? Lei sta scrivendo, e sta scrivendo nel Novecento. Non è Manzoni, non è De Maistre, non è Chateaubriand, cioè lei sta parlando all'uomo del Novecento e quindi non può non aver presente l'antropologia del Novecento,
non arriverebbe. Se lei non parlasse all'intimo del cuore dell'uomo che vive nel Novecento la dimensione della soggettività come quasi prevalente ed esclusiva rispetto alla società, non potrebbe essere convincente. Grazie. Vuoi rispondere anche tu? Stavo riflettendo su il fatto che in effetti tutti i suoi personaggi, quindi le sue vicende, sono completamente radicate in una società che poi è quella che lei conosceva, che non era solo quella sarda, e quindi questo discorso della redenzione, del peccato, tutto quello che ha detto benissimo, non voglio proprio ripeterlo perché non ne sarei in grado, Don Salvatore, travalica alla fine, penso che sia d'accordo con me, il discorso puramente individuale, diciamo di relazione o sentimentale o affettiva o familiare, per poi prendere una coscienza collettiva. Io credo che questo sia anche nelle intenzioni di Grazia. È una domanda che mi sono posto perché probabilmente noi lo leggiamo con altri presupposti, anche quelli attuali, e potrebbe emergere. Comunque le vostre risposte sono convincenti e io mi adeguo senza problemi. Prima dell'ultimo, stiamo per arrivare alla fine, però volevo parlare della Sardegna e dell'amore alla Sardegna alla fine, però c'è qualche domanda che viene a voi da fare ai tre relatori, perché è giusto dare qualche minuto su questo. Il momento più bello, più drammatico. E si è alzato anche in piedi. Sì, prego. È un microfono. Anche qui, no, può andare alla... Sì, prego. Un applauso di incoraggiamento. Scusate, è difficile dire qualcosa perché veramente il livello è molto, molto bello e molto coinvolgente. Io vorrei leggere solo 2 parole dall'introduzione del professor Magia, Sandro Magia, pianto, a questo libro che raccoglie tutti gli scritti sulla Deleda di Mercede Mundula, che è stata, cioè ha vissuto a Roma ed è stata molto amica della Deledda, benché fosse quasi 20 anni più giovane, e che era presente tra l'altro quando le è stato comunicato il premio Nobel. Però io adesso voglio leggere 2 parole solo su questo tema della religiosità, diciamo. Allora, una cosa è che Magia cita Mercede dicendo: e soprattutto nella ferrea volontà di punirsi la singolare somiglianza spirituale fra loro delle donne della Deledda. E salto e dice: ella ha più paura della giustizia che speranza nella misericordia divina. Questo tema della religiosità della Deledda sta particolarmente a cuore alla Mundula, che vi ritorna spesso per notare che, qui cita, proprio, duro e tremendo è il Dio vendicatore nel mondo morale della scrittrice, lo stesso dei ruggenti profeti, quegli che punisce le colpe fino alla 7ª generazione e chiede l'olocausto del pianto. Più tardi, dice Magia, ritornando sull'argomento con più matura penetrazione e applicando un'ottica che ben si potrebbe definire antropologica, rileverà acutamente come sussista nel mondo morale di Grazia una frattura mai sanata tra il sostrato pagano e la sovrapposta evangelizzazione biblico-cristiana. E qui ricita la Mundula. È il paganesimo respirante tra i boschi e le leggende di un ambiente arcaico, mantenutosi miracolosamente intatto fino ai tempi della sua prima giovinezza, sicché l'autentico nucleo dell'arte delediana, con quella frattura che spesso vi si avverte,
è dato dal confluire e scontrarsi di due mondi opposti, ciascuno imperiosamente dominatore. Grazie. Attenzione. Accogliamo questa lettura. Grazie. Grazie. Qualche domanda ancora? Domanda, Se no... Sì, prego. Quando parlavamo di San Tommaso d'Aquino, scusate, la mia voce già è bassa, avete ragione. Quando parlavamo di San Tommaso d'Aquino, mi è venuto da pensare, nostalgie del 1904-5. La Deledda vive a Roma. Il Papa dell'epoca, Pio X, attiva una grande scuola neotomista. Non parlo dei documenti, delle affermazioni dogmatiche e pontificie, mi rifaccio più alla sua scuola di catechismo in Vaticano. Quanto potrebbe aver influito questa scuola di catechismo in alcuni pensieri della Deledda? Grazie. Grazie. Chi vuole rispondere dei due? Allora, sì, no, grazie. È una pista interessante. Credo però che allora fosse già matura. Lei era già... Io ho scoperto questo, guardate, sono rimasto scioccato quando ho letto le letture che faceva lei. Perché è vero che alla quarta elementare è ripetuta 2 volte, ma lei leggeva delle cose, a parte la letteratura, ma non leggeva solo letteratura. Lei, per esempio, Chateaubriand, i martiri, cioè ha una passione incredibile, ma lei studia perché lo zio era canonico, aveva una sua biblioteca, frequenta la Bibbia quotidianamente, la lettura dei Salmi, no? Sappiamo questo, ma e a Roma di nascosto andava anche a qualche lezione universitaria senza farsi riconoscere, ma era sempre riconoscibile. Però ho provato a leggere un testo di filosofia che lei ha studiato, che scrive nelle lettere, no? Di Ausonio Franchi, che era un ex prete, poi è andato verso il modernismo in quegli anni, poi è ritornato con l'ultima critica, poi è ritornato sacerdote, una vicenda molto particolare, dove critica il sistema hegeliano, eccetera, eccetera. Lei aveva una forte conoscenza della filosofia. Quando parla di Nietzsche, che cita, sa di cosa sta parlando. Cioè lei sembra inavvertita su ciò di cui tratta, ma veramente io vi sfido a leggere questo libro di filosofia, l'ultima critica. Io ho una buona preparazione, più o meno decente, vi assicuro che ho fatto fatica. Cioè sentire di Hegel e Kant, pensare alla Deledda che ha studiato l'italiano, come dire, come seconda lingua, e ha vinto il Nobel in italiano, e leggere quei testi, no, lei era di un livello culturale a 360 gradi, informata sui fatti, per cui lei era cristianamente molto formata, anche teologicamente, di questo abbiamo, abbiamo notizia sia dallo zio, e poi a casa sua si leggevano i settimanali cattolici, che vi assicuro che allora erano di elevata cultura. In questo senso, grazie, però credo che la sua formazione fosse solida dall'inizio. Grazie. Ci fermeremo. Io concluderei con alcune piccole annotazioni sul suo amore alla Sardegna, alla natura, che un po' si riflette anche nei suoi personaggi. Quindi, sì, infatti stavo guardandovi per vedere chi si esponeva di più. Neria, lei è stata definita una giovane sognatrice sarda, è una definizione che gli ha dato questo De Gubernatis, Angelo, con cui ha scritto, ho letto, 170 lettere, quindi scriveva moltissimo e si conoscevano bene. Questo amore per la Sardegna, dopo che è andata a Roma, ritorna, viene dimenticato? No, sicuramente, ma come ritorna? Riletto, rivisto, diciamo ripulito, purificato? Una cosa erratissima è dire che Grazia Deledda scrive della Sardegna mitologica, mitica. Lei scrive della Sardegna che ha conosciuto, che continua a conoscere,
La Sardegna è ricca di miti, certo, ricca di leggende, di tradizioni, certo, e di natura, certo, ma leggere su qualche critico, tra virgolette, continentale, che appunto lei scrive una Sardegna che non esiste, non è vero, è la Sardegna che lei ha descritto. Non è un caso se Momigliano ha raccontato di Grazia Deledda come la più grande scrittrice, eccetera, perché Momigliano ha insegnato al liceo classico di Nuoro, Sì. quindi ha conosciuto direttamente la regione dove Grazia Deledda appunto si è formata. Per tornare alla interessante suggestione che ci ha dato Monsignore, certamente prendiamo Cosima. Cosima proprio è l'esaltazione della natura sarda, ma lei stessa lo dice, quel famoso discorso: sono cresciuta tra i monti, ho parlato, vabbè, ognuno di noi dovrebbe fare citazioni a non finire, ma effettivamente la descrizione della natura proprio, degli alberi, della campagna e anche del mare, nonostante non fosse, diciamo, proprio nelle sue corde, è certamente un qualcosa che non è soltanto aggiuntivo, non è soltanto descrittivo, ma adesso, per dire, tutte le storie, tutte le scene con la luna sono tutte collegate agli innamoramenti. Sarà banale? No, non è banale, perché c'è tutto un discorso molto di collegamento anche con la magia, con questo sincretismo pagano-religioso che ogni tanto viene fuori. Ma chiudo dicendo che anche la natura che lei racconta violentata è una natura sarda. Pensiamo all'incendio nell'Oliveto, per esempio, e quindi che sono, diciamo, di un'attualità sconvolgente anche oggi purtroppo. Oppure pensiamo all'Argine, un altro romanzo quasi sconosciuto, ambientato nel Lazio, dove si parla di una inondazione, quindi di una natura violentata dall'acqua, non solo dal fuoco. Quindi certamente Grazia Deledda rimane sarda fin dalle viscere, rimane sarda nel cuore, in tutte le sue cellule, però la cosa bella e importante per essere stata veramente una donna che ha preso il premio Nobel, quindi che è arrivata a tutto il mondo con traduzioni in tutte le lingue, è che è riuscita poi a descrivere, in questo caso anche la natura, laddove si trovava. Cioè lei amava la gente e quindi il luogo che la ospitava. Questo secondo me è il suo grandissimo pregio, quello di avere descritto l'umanità. E l'umanità sta dentro. Io avevo anche trovato una bella poesia, ma non la leggo perché lui poi giustamente mi toglie il microfono, però è una bellissima poesia dedicata a Maria, dedicata a questa chiesetta montana della Madonna, dove c'è la religiosità, ma c'è anche la descrizione bellissima di questa nostra splendida Sardegna. No, non Siccome vuole. mi dispiace deluderti, concluderemo con la poesia. Va bene. Oh Dio. No, io chiederei, Don Salvatore, ma il messaggio più attuale che arriva dalla Deledda, pensando al nostro mondo di oggi, qual è? Dai romanzi o dalla sua vita? Della sua vita un po' Scegli tu, ce scegli l'ha già tu. detto Neria, certo. Della sua vita è un capolavoro io direi di vocazione alla grandezza e di fedeltà alla sua vocazione di scrittrice. Dai romanzi questo aspetto, guardate, ancora oggi prendere in mano il libro. Io ho fatto la tesi di dottorato con un professore che pensa che Grazia Deledda sia nichilista. Massimo Onofri, sì. Ma è stato aperto a aiutarmi in questo studio, siamo in un dialogo proficuo. Però cosa significa? Che aprire Grazia Deledda è aprire un universo, che sempre, chiunque di voi l'abbia letta, ti lascia un pugno nello stomaco. Cioè, fai fatica a uscire dai romanzi di Deledda, no? I finali così, no? Così forti. Ma perché colpisce ancora? Non è solo per il centenario che sta venendo riproposta, perché funziona. E funziona perché c'è qualcosa di vero, perché è sempre così la letteratura. C'è qualcosa di estremamente interessante. E secondo me è proprio il fatto che nonostante noi non abbiamo più il senso del peccato, Pio XII diceva, no, il problema del Novecento è aver perso il senso del peccato, noi abbiamo un forte, forte senso del male. Pensiamo a quello che stiamo vivendo
questo periodo, no? La Deledda io vi ricordo che scrive durante la guerra, eppure di guerra ne parla pochissimo. Sì, ci sono dei riferimenti, ma lei dice la guerra è dentro di noi. Per cui c'è, come dire, il problema, ancora oggi, non solo il Novecento, ma anche il XXI secolo, si apre sulla questione del male. E credo che anche a livello religioso e culturale questo sia comunque la strada dell'evangelizzazione. L'uomo non sentirà il peccato, probabilmente, ma il male lo avverte. C'è una frase, e qua finisco perché mi ricollego alla Sardegna, che mi ha colpito sempre, che è l'ho messa anche nel lavoro di Satta, Soliloquio di un giurista, e dice una cosa che mi ha colpito sulla Sardegna, dice: noi siamo forse l'ultima e l'unica gente che sente il peccato originale come un peccato proprio da espiare. I sardi hanno sempre avuto, e questo ha colpito tutti quelli che hanno letto Deledda in tutto il mondo, un forte senso del male come qualcosa di cui rispondere personalmente, anche laddove non è legato all'azione personale. C'è un male sociale, c'è un male d'ambiente. Pensiamo alla guerra. Chi legge Deledda oggi viene riportato al centro della questione del male. Per questo è attualissimo ed è attuale, secondo me, anche l'espiazione. Grazie. Prima della poesia che concluderà davvero tutto, e io ringrazio a nome vostro anche Neria De Giovanni, Don Salvatore Bulla, Matteo Vinti per questo dialogo su Grazia Deledda che speriamo sia stato utile per iniziare o continuare ad apprezzarla. Quindi grazie, poesia e poi ci salutiamo. Bene, grazie. L'ave in montagna. Ave, o Santa Maria della montagna, che sogni nella povera chiesetta, mentre di fuori il bosco, dove stagna il vespro, l'alba della luna aspetta. Ave, o Maria, di chi si muore e si lagna, giunga il singulto sino alla tua vetta, sino al tuo sogno, sino alla tua magna misericordia, e in essa si rimetta. E tu provvedi l'alta pace arcana, ch'ora inspira la triste mia preghiera, piova su tutti uguale, sulla stanca testa dei vegli, come sulla bianca fronte delle fanciulle, e piova intera, con piena grazia, a un'anima lontana. Grazie, buona serata. Grazie.